Allora possiamo cominciare, buon pomeriggio. Proprio due parole velocissime per ringraziare ancora una volta l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere che ci ha ospitato in questo ciclo, con la quale abbiamo avviato come Centro Studi Amici di Paganini una collaborazione che è stata finora molto proficua e che speriamo naturalmente che prosegua, che possa proseguire nel tempo. Oggi è l'ultimo incontro del ciclo che abbiamo affidato a Giulio Dero, Pianeta Musica, Consigli d'autore, e Giulio tenterà l'impresa in circa 60 minuti di soffermarsi sul linguaggio musicale, e quindi gli auguro naturalmente buona fortuna. Eh, a te, no, loro saranno tranquillissimi e sicuramente si godranno una bellissima relazione. Più faticoso sarà per te. Approfitto anche per segnalare che la nostra collaborazione non si ferma qui. Il 6 dicembre ci aspetta una interessante, credo e spero, giornata di studi che dedicheremo al demoniaco al tempo di Paganini, tra musica, arte e letteratura. Si parla sempre di Paganini e il suo patto con il diavolo, e in realtà sappiamo che è l'epoca, quella in cui vive Paganini, in cui varie arti si confrontano anche con il demoniaco, non solo Paganini, vari compositori, ma anche poeti, pittori e quant'altro. E allora approfittiamo di questa occasione per fare una sorta di panoramica su quella che è l'epoca paganiniana vista appunto dall'elemento demoniaco. Avremo illustri studiosi nel campo dell'arte, nel campo della filosofia, delle lettere e naturalmente della musica. Si inizierà la mattina alle 10, si andrà avanti tutta la mattina e il pomeriggio più o meno diciamo fino alle 18, 17:30, 18, lasciando un po' di spazio anche alle eventuali riflessioni e discussioni con il pubblico. Mi auguro di avere anche in quell'occasione una platea numerosa. Vi ringrazio Giulio Dero per il lavoro che ha fatto per noi e gli lascio la parola. Buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati. Sono contento di vedervi numerosi. Ehm, allora, sì, mi rendo conto che ho messo un po' troppa carne al fuoco, come ha appena rilevato Roberto Iovino. Ho messo tante cose da condensare in poco spazio per un pubblico non tutto formato da musicisti. Devo dire che non più di 5 minuti fa sono stato garbatamente redarguito da una persona che è in sala e alla quale devo buona parte della musica che so, che ora fa l'indifferente, finge di non capire che sto parlando di lui, che mi ha detto: non hai messo un po' troppa carne al fuoco, tutte queste cose qua in un'ora? E io ho detto sì, ma me ne sono reso conto tardi. Quindi dovrò per forza di cose essere non proprio telegrafico, ma abbastanza sintetico. E se qualcosa non sarà chiarissimo, mi perdonerete, cercherò di mettere il linguaggio, non quello musicale, il linguaggio parlato alla portata anche di chi la musica, non per sua colpa, non la sa. Perché devo dire, e poi comincio la conferenza vera e propria, che molto spesso, troppo spesso, i musicisti si vantano un po' di parlare difficile, di parlare un po' oscuro, di non farsi capire. Questo non avvicina coloro che non sanno la musica ma la vorrebbero sapere, anzi li può anche respingere. Quindi bisogna che il nostro linguaggio, e mi ci metto per primo, eh, si adegui a chi si ha davanti. Se il pubblico fosse tutto di grandi musicisti, forse questa conferenza sarebbe inutile. Ecco, serve anche per avvicinare alla musica quelli che, insisto, non per loro colpa, in un paese musicalmente analfabeta come il nostro, non hanno ricevuto, quando era il momento, un'istruzione musicale di base che consentisse loro di capire meglio ciò che si sta ascoltando. Bene, la predica è finita e invece comincia la conferenza adesso. Eh sì, ci ho messo veramente un sacco di roba. Vabbè, dunque, complessità, rapporto, segno, suono, testo, musica, medica, ritmo, accentazione, sì, c'è da far venire la pelle d'oca.
Bene, cominciamo da questo. La logica avrebbe voluto che io mettessi questo incontro al primo posto fra i tre, quindi prima parliamo un po' di musica, vediamo cos'è che vuol dire, come la si può capire. Poi vediamo che differenza c'è fra un concerto dal vivo e un disco. E per ultimo vediamo proprio l'apice della piramide, il prodotto finito, il melodramma, con tutte le scene, le cose belle. Ho temuto che se fossi partito proprio dalla base qualcuno si sarebbe spaventato e avrebbe detto no, non me ne importa niente di sapere il modo maggiore, il modo minore, non ci vado. Invece partendo dalla cima della piramide, quindi con un metodo più induttivo che deduttivo, ho sperato, e forse non mi sono sbagliato perché vedo parecchie persone in sala, ho sperato che la cosa funzionasse. Vediamo di farla funzionare. Allora, intanto leggo una frase perché non si può fare a memoria tutto quanto, perché poi ci si pianta. Allora, la differenza tra il verbo sentire e il verbo ascoltare non è una cosa da poco. Vi leggo la frase che lo dice meglio di come lo avrei detto io. Sentire ha un carattere oggettivo, ascoltare ha un carattere puramente soggettivo. Usiamo il nostro udito per sentire nel 100% del nostro tempo, mentre ascoltiamo per un periodo inferiore che si differenzia da persona a persona. Il sentire è l'attività di sottofondo, il livello basic, ed entriamo nel livello advanced quando passiamo all'ascolto e abbiamo deciso spontaneamente di renderci disponibili all'ascolto al pari della nostra necessità di parlare. Penso che non si possa dire meglio di così. Non mi sono annotato dove ho preso la citazione, me ne scuso. Quindi, diciamo che la musica è un fattore di comunicazione. La comunicazione passa attraverso il linguaggio, il famoso linguaggio musicale che dà il titolo a questo nostro incontro. Il linguaggio, che è la facoltà di comunicare attraverso suoni, gesti, simboli, e il linguaggio ci deve dare una traccia duratura di qualunque forma di cultura. Ehm, Però questa traccia, che può essere inespressiva in quanto tale, deve essere atta, e anche qua cito qualcosa di qualcun altro, a evocare qualcosa, cioè a contenere un significato. È un po' complicato, ma ci si arriva. Il linguaggio a sua volta ha due aspetti. Un aspetto sensoriale, che per forza di cose è percettivo, ma è momentaneo, non si fissa. E invece ha un aspetto codificato, che è teso alla conservazione e alla trasmissione, alla perpetuazione di un qualunque prodotto artistico, nel nostro caso la musica. La musica ha il torto, se così lo possiamo definire, di necessitare di un codice di trasmissione, di conservazione, di perpetuazione, evito di ripetere il perché, non ci viene trasmesso in prima battuta quando sarebbe necessario. I numeri ed alfabeto li impariamo subito. Le note, alcuni sì, altri meno fortunati no, ma a tutto c'è rimedio. Eh, un codice, cos'è un codice? Un codice è un insieme di simboli praticamente e che servono ad andare al di là della trasmissione orale per passare a qualcosa di scritto, di permanente, di codificato che possiamo andare a consultare tutte le volte che vogliamo. E da questo nascono i libri, le biblioteche, ci siamo dentro, quindi vediamo che il sapere scritto, stampato e depositato ha una sua presenza, ci guarda, ci ammonisce, ecco, e penso che questo sia una cosa che fa parte al momento della nostra civiltà. Stavo parlando prima di intelligenza artificiale, ma smetto di parlarne subito. Allora, prima di passare al primo ascolto, inseriamo un ulteriore tassello in quel percorso che abbiamo stabilito: la comunicazione, il linguaggio,
il codice, che è un insieme di simboli che si avvalgono di che cosa? Della scrittura. In tempi ben più antichi c'era chi faceva i graffiti sulle pareti e lasciava un messaggio a chi sarebbe arrivato dopo. Lo stesso è accaduto con la scrittura, compresa la scrittura musicale. La scrittura altro non è se non una rappresentazione, la R non è il mio punto di forza, scusatemi, ecco. La scrittura è la rappresentazione visiva della parola o del pensiero. Eh, ed è costituita da simboli, quindi c'è un codice, eccetera, eccetera, eccetera. Riguardo alla musica, personalmente non amo il termine scrittura, ma amo il termine notazione. Non vi so dire perché, ma mi sembra più appropriato. Ecco. Il linguaggio musicale, quindi, di che cosa è fatto? Mi direte voi, di tante belle note, di suoni, certamente, ma non ci sono soltanto i suoni, ci sono i silenzi, le pause, gli accenti, le durate. Eh, il discorso, diciamo, la lingua parlata non si basa tanto sulle durate, anche se poi inconsapevolmente non parliamo tutti dando ad ogni sillaba la stessa velocità, perché sarebbe un parlare meccanico. Istintivamente collochiamo degli allungamenti di qualche sillaba, delle salite di tono, delle discese, ma è una cosa non codificata. La musica tutto questo lo codifica. Mi direte, ma allora una volta che la musica è codificata, chiunque la suoni sarà sempre uguale? No, perché il compositore può scrivere allegro, ma quanto allegro, può scrivere forte, non precisa quanti decibel. Sì, può indicare le indicazioni metronomiche, delle quali si è discusso fino allo sfinimento. Vengono genericamente rispettate, ma non sempre. Ecco. Una cosa bella della musica è che, bene o male, qualunque accostamento, anche casuale, di suoni può avere un senso, scusate la ripetizione, musicale, cosa che non accade con le lettere dell'alfabeto. Ecco, è molto improbabile che se noi abbiamo un sacchetto con le 21 lettere dell'alfabeto, ne tiriamo fuori a caso e le mettiamo una dopo l'altra, esca fuori qualcosa di intelligibile o di comprensibile. Con la musica questo, mi fa piacere dirlo, avviene, anche perché nella musica noi possiamo giocare sulle durate dei suoni, cosa che, come ho detto, nella lingua parlata non avviene. Nel passato avveniva, il latino e il greco erano lingue quantitative, la nostra è una lingua accentuativa. Lì venivano indicate le quantità, la lunga, quella più breve, poi si è persa l'usanza e si è passati a una lingua accentuativa come la nostra. Il bello quindi è che, a prescindere dal fatto che le possibilità di combinazione di tutte le note, come di tutte le lettere, sono praticamente illimitate, con la musica abbiamo una più concreta possibilità che le 8 note che ho tirato fuori dal sacchetto e messe una vicino all'altra abbiano una certa logica. Poi la musica è molto simpatica sotto questo punto di vista perché consente dei giochetti, degli spostamenti, tipo la settimana enigmistica, gli anagrammi, la frase palindroma, noi possiamo prendere una certa cosa, spostarla. È un po' il concetto su cui abbastanza presto arriveremo della variazione. Allora, tanto per farvi sentire un giochino semplice semplice che si può fare con la musica, che si chiama il rovescio, farei sentire la traccia 1. È la rapsodia su un tema di Paganini di Sergei Rachmaninoff che la interpreta in prima persona al pianoforte nel lontano 1934 e l'orchestra è diretta da Leopold Stokowski. E il tema adesso passa all'orchestra.
Bene, adesso cerchiamo di vedere che relazione c'è fra questa meravigliosa frase di Rachmaninoff, che non è soltanto un compositore di musica da film, come alcuni critici occhiuti e malevoli vogliono dire, ma è un grande compositore, punto. Quale affinità c'è fra questo tema, fra questa frase e il tema su cui lui ha costruito le variazioni? Andiamo con la terza traccia. Così a tutta prima si direbbe, boh, non somiglia per niente. Se andiamo a sentire le prime variazioni, cosa che non faremo adesso, sono tutte abbastanza vicine al tema paganiniano, che è il 24esimo capriccio, che è un tema con variazioni per violino solo. Che cosa ha fatto Rachmaninoff di questo tema? Ha rovesciato tutti gli intervalli, quindi allora, non sono in grado di cantarvelo, non ho una tastiera, vi risparmio la tortura, però vi dovete fidare. Ecco, lui ha preso il tema di Paganini e ha fatto questo calcolo. Non con tutti i temi funziona, in questo caso ha funzionato in un modo mirabilissimo. Ha detto, se qui c'è la nota di partenza, che nell'originale sale di 2, io nella mia variazione prendo la stessa nota e la faccio scendere di 2. Quindi lui ha invertito le salite, le discese e le rispettive quantità, perché un conto è salire di una nota, un conto è salire di 5, lui ha fatto proprio una cosa speculare. Ho controllato nota per nota, ha barato in un paio di casi dove proprio non funzionava, ma lo perdoniamo perché direi che il prodotto finale non voglio dire che sia più bello, è diversamente bello rispetto all'originale paganiniano. Ecco. Comunque una delle forme possibili nel linguaggio musicale di variazione è anche questa, l'inversione degli intervalli. Ce n'è una un po' più complicata e mi fermo lì, che si chiama retrogrado, cioè leggere la frase musicale dall'ultima nota alla prima. La usavano i polifonisti del 4-500, l'ha usata Schoenberg, l'ha usata anche Beethoven nella fuga della sinfonia della sonata Hammerklavier. È chiaro che una frase musicale lunga, eseguita dall'ultima nota alla prima, noi non la riconosceremo mai. Se non andiamo a cercare o se qualcuno non ce lo dice, noi comunque non ci fidiamo, controlliamo lo spartito, sì, è proprio così. Quindi è un vezzo, è una tecnica musicale, che poi è quello che nella lingua si chiama una frase palindroma. Se noi prendiamo una frase musicale e la leggiamo dall'ultima nota alla prima, non sarà sicuramente uguale. Ecco, nella lingua alle volte succede. Se io prendo la parola osso e la leggo all'incontrario, è sempre osso. Se prendo anilina rimane anilina, ma se prendo acetone diventa enoteca. Mi piace l'enigmistica, perdonatemi. Ecco, ho fatto troppe chiacchiere. Adesso vi dirò, ovviamente il messaggio musicale, quale esso sia, viene recepito a livelli differenti a seconda di chi ascolta. Ecco, si può ascoltare proprio senza sapere nulla e rimanere comunque coinvolti, emozionati o anche indifferenti, non c'è da vergognarsi. Si può ascoltare anche sapendo già tutto e provando le medesime sensazioni. Ecco, perché la musica vuole rappresentare qualche cosa. Come rappresenta? Attraverso un codice che può essere di tipo strettamente rappresentativo o un po' più discorsivo, il codice narrativo. Se andiamo a sentire la traccia, che numero è? No, questa la facciamo dopo, la 6. È il temporale. L'estate. È un temporale molto arrabbiato, senza soluzione di continuità. Il solista.
evito di leggervi i versi del sonetto che ha ispirato questa musica perché sono di una mediocrità sconcertante. Vediamo come rappresenta un analogo fenomeno meteorologico Ludwig van Beethoven nella sua sinfonia pastorale. Diciamo che fra i due brani corrono 150 anni all'incirca e vediamo come invece Beethoven il temporale ce lo racconti proprio attimo per attimo, come la telecronaca di una partita di calcio. Ecco, oltretutto nel concerto dell'estate di Vivaldi il temporale è un movimento staccato, cioè il primo tempo, pausa, secondo, pausa e il terzo, pausa, e questo era il terzo. Nella sinfonia di Beethoven il temporale è proprio incastonato senza soluzioni di continuità, questo è il codice narrativo, fra ciò che viene prima, che è una festa che fanno i contadini all'aria aperta, e ciò che accade subito dopo, che è l'estinzione del temporale e il canto di ringraziamento. Andiamo ovviamente con la 7. L'oboe già conferisce un carattere pastorale alla musica che si sta ascoltando. Qualcosa si sta avvicinando, qualcosa sta per cambiare. Non si festeggia più, è il momento di scappare. Però sentite che il temporale arriva con una sua progressività, non di colpo come ha fatto Vivaldi. Questi sono gli ultimi colpi di coda del temporale che sta andando in altra sede e lascia liberi i contadini di continuare i loro festeggiamenti. Però prima, insomma,
lontanissimo si sente il tuono che sta andando altrove. E qui comincia il quinto movimento, che è il canto di ringraziamento. Lo possiamo spegnere. Chi ha visto il film Fantasia di Walt Disney si ricorderà di come veniva rappresentato il temporale. Film per taluni aspetti un po' discutibile, però anche lì ha fatto conoscere la musica cosiddetta classica a tantissime persone che non ne avevano assolutamente la minima idea. Ecco, quindi con i limiti dovuti al tempo, ai tagli che sono stati fatti, perché far stare 5 o 6 pezzi di quella durata in un film di 1 ora e mezza non è possibile, quindi i brani sono stati ampiamente sforbiciati, non tutti resi in maniera ottimale, però il temporale di questo, a mio modo di vedere, era reso veramente bene. Adesso facciamo un salto avanti nel tempo, ma indietro nelle tracce, per farvi sentire la diversa espressività di uno stesso brano musicale a seconda della differente veste strumentale o vocale che gli viene sovrapposta. Dunque, il brano abbastanza noto è un brano di Dave Brubeck, ne ascoltiamo un minutino e poi vi faccio sentire l'altra faccia della medaglia. Abbiamo detto la 4. Vorrei dedicare maggiore attenzione alla seconda lettura, perché questo è un brano bellissimo che però va avanti sempre su questa falsariga. Questa musica adattata per voce e lo stesso strumentale che avete sentito è stata anche utilizzata per un film abbastanza mediocre con Jean-Paul Belmondo che si chiama A bout de souffle, fino all'ultimo respiro. È un film giallo. La canzone cantata da Nathalie Dessay, niente proprio di meno che, ve la faccio sentire tutta, perché diciamo che fa un riassuntino del film. Si tratta di una rapina a cui la protagonista prende parte, poi non vede l'ora di svignarsela, ma è stata ferita a una spalla. Poi un'amica le dice: guarda, se passi dal tetto riesci a scappare. Lei passa sul tetto, riesce a scappare, ma solo fino a un certo punto, perché giù ci sono i poliziotti che la aspettano. Lei ha con sé la valigetta del malloppo, zeppa di soldi. Il poliziotto le intima alt, lei gli tira la valigetta in faccia e il poliziotto le spara. E lei lentamente se ne va. Sentite le inflessioni, è una grandissima cantante lirica, è nata come cantante lirica la Dessay, poi ha avuto dei grossi problemi alle corde vocali, ha dovuto operarsi, ma anche quando canta altre cose è mirabile per l'espressività, per il pathos e per l'ansia che vi comunica. Se l'audio è buono, cosa che mi auguro, si sentono anche proprio le sue prese di respiro. Fate attenzione. La traccia è la... Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonçais, j'ai le fric, je glissais la main sous l'oreiller. La mallette pleine de billets était là bien sage, 200 briques. Somme toute ça pouvait aller, mon esprit se mit à cavaler sur était ma planque chez Suzy et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue toute la vie, toute la vie. Une radio s'est mise à déverser, un air de piano a tout cassé. Je connaissais ce truc, c'était le Blue Rondo à la Turk Dave Brubeck. Direi che dà proprio l'idea di un inseguimento, di una corsa continua.
che l'originale di Brubeck non ha, perché non lo deve avere. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un quart de flic au coin de la rue, je restais sans voix, j'étais foutu. Il faut que tu files, me dit-elle, descends pas, s'en fous-toi, parlez-toi. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, encore des flics, vite le fric, et puis l'escalier de service, 4 à 4, un vasista s'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon, je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue des Colis et c'était la cohue. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Haletant, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie, s'enfonçant tout au fond d'une cour. Je descendis jusqu'en bas et me voici à 3 pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus, mais tant pis, je suis sortie et tout de suite je les ai vus. 4 flics au bout de la rue, pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entrée. La boîte était pleine comme un œuf, 2 ou 3 jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Bruciavo di febbre. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retourne et Suzy était là toute pâle. Elle me souriait de nouveau, le soleil a brillé. Dans un souffle, elle me dit viens, j'ai la voiture tout près d'ici. Nous sommes sortis, mais devant moi un poulet a crié ne bouge pas avec la mallette, je l'ai frappé. Alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas, je te suis. On y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie. Toute la vie. È la vita che se ne va. Io trovo che sia una cosa straordinaria, l'ho scoperta per caso, non ho nessun merito, l'ho trovata per combinazione. Dunque, alla fine della fiera, ma noi lo sappiamo cos'è la musica? Cioè, dopo tutte queste cose, queste belle chiacchiere, un po' di musica, ve ne do ancora un po' di musica meravigliosa. Però prima, noi lo sappiamo cos'è la musica? Sì, mi direi, prendi un dizionario, guardi, è quello che ho fatto. Ne ho presi 5. E sinteticissimamente vi leggo quello che dicono i dizionari. Ne ho presi 3 italiani e 2 monolingua inglesi. Oltremanica hanno lo sguardo un po' più lungo del nostro. E adesso vediamo. Il dizionario della Treccani, musica, l'arte che consiste nell'ideare e nel produrre successioni strutturate di suoni semplici o complessi per mezzo della voce umana, di strumenti o della combinazione di entrambe queste fonti. Il linguaggio è notarile e non fa venire la voglia di approfondire molto. Questa è la Treccani. Sentiamo cosa dice l'Universale Garzanti, che è spaventevole. L'arte di comporre i suoni secondo determinate leggi e convenzioni costituenti un codice normativo. Sembra che dopo c'è il giudice con il martello che dice io ti condanno a 6 anni perché hai spiegato male cos'è la musica. Il Devoto Oli, diciamo che anche il Devoto Oli è un ottimo dizionario, non si spreca. Arte fondata sul valore, la funzionalità e la concatenazione dei suoni. Sintetico come di più non si potrebbe, ma quando uno ha letto questo non sa cos'è la musica. Gli inglesi la vedono meglio. Allora, il dizionario Oxford è più o meno come la prima definizione, quella della Treccani, l'arte che consiste nell'ideare, nel produrre successioni. E qui aggiunge un aggettivo importante, pleasing, gradevoli, piacevoli, in grado di generare qualche. E infine, il quinto dizionario che ho visto, il Chambers, si spinge ancora più oltre e arriva al dunque. Ci dice, vabbè, l'arte di combinare questo è una tassa che si paga comunque, per ottenere bellezza formale, abitualmente con lo scopo di comunicare emozioni. E ci siamo arrivati.
abitualmente, non saltuariamente, abitualmente con lo scopo di comunicare emozioni. Chiaro, le emozioni c'è chi le trova in un madrigale di Luca Marenzio e c'è chi le trova nelle variazioni opera 31 di Schoenberg, è questione di punti di vista, ecco. Però di emozioni si tratta, di qualcosa che non ci passa attraverso, entra di qua, esce di qua e dopo non ci ricordiamo nulla. Qualcosa ci rimane. Se non siamo totalmente refrattari alla musica, penso che non sia il caso di nessuno di noi. Le emozioni, cosa sono le emozioni? Ognuno ha una sua visione personale, ecco. Ci può essere, non so, l'emozione legata a una trama d'opera o la trama di quella canzone. Voi sapevate quello che stava succedendo e istintivamente vi siete adeguati e un pezzo che prima fatto da sassofono, dalle percussioni, senza la voce, diceva e non diceva, ma dava l'idea di una cosa ritmica, un po' sempre uguale a se stessa, diventa con le parole e con chi le sa interpretare e porgere, diventa una cosa che, l'ho visto dalle facce, è molto emozionante. Ecco, ho visto che tutti eravate un po' coinvolti da questa ragazza che a un certo punto ha il respiro corto, sta scappando, sa che l'ha fatta grossa e sa che non ne verrà fuori e infatti non ne viene fuori. Ecco. Il tutto su una musica nata con tutt'altro scopo, perché il pezzo di Brubeck è un bellissimo pezzo che però poi dice a chi vuole sentirsi dire quelle cose, ma è il bello della musica questo, ecco, non c'è un codice universale che valga per tutti, per qualunque tipo di musica. Quindi noi andiamo in cerca di emozioni. Io le ho trovate, oltre che in tantissime altre cose, in modo particolare sul finale di un brano di Strauss che amo molto, la Heldenleben, la vita d'eroe, che, diciamo, è una specie di autobiografia di questo eroe che rivive un po' da sveglio, un po' in sogno, le passate battaglie, le vittorie, le sconfitte, fino a giungere a una sorta di pacificazione finale che viene mirabilmente riassunta negli ultimi 5 minuti di questo brano da un dialogo di intensità sublime tra un violino e un corno. Io vi segnalerò le cose, ma le trovate da soli. Direi di andare con la traccia 8, che inizia con gli ultimi schiamazzi, con proprio la reminiscenza degli schiamazzi dell'ultima battaglia, il rumore che poi istantaneamente si placa nel ricordo di chi sta rivivendo tutto, fino a scendere nella dolcezza di un oblio senza confini. Andiamo con la 8. Seiji Ozawa con la Boston Symphony Orchestra.
E beh, non è male. Chiudiamo, perché sono inopinatamente in anticipo di qualche minuto, ma mi ero preparato un pezzetto in più, che se volete lo sentiamo tutti quanti insieme. È uno studio di Chopin, non di quelli famosi perché appartiene ai 3 studi opera postuma, i pianisti in sala queste cose le sanno, è il primo dei 3, dove si vede che anche un brano che nasce con un intento didattico, vi risparmio qual è lo scopo didattico di questo perché è di scarsissimo interesse, può avere i suoi momenti di profonda... Ho da un telefonino. No, ma non condanno a morte nessuno, ecco, ci mancherebbe altro. Sentiamo allora la traccia, è la 9? Concludo approfittando di un aggancio mnemonico che mi viene con questo studio. Fa parte di una raccolta di 3 studi senza numero d'opera che Chopin scrisse per inserirli nel metodo di François Fétis, che era quel musicologo belga che si prese la briga di correggere gli errori i presunti errori nel primo movimento del quartetto delle dissonanze di Mozart. Giusto per dire che i musicologi, anche insigni, alle volte non hanno la lungimiranza di capire che ci può essere qualcuno che la pensa diversamente da loro, che infrange le regole e che facendo questo fa una cosa santa. Non ho portato al quartetto delle dissonanze perché allora facevamo notte, ma fu fra i tanti che dissero no, queste note sono sbagliate. Se n'era accorto un copista, perché se n'era accorto, aveva ritenuto di accorgersi, perché le musiche passavano dalla mano del compositore al copista, che poi le scriveva pronte per la stampa. Evidentemente il copista vide qualcosa che ai suoi occhi non funzionava, lo segnalò. Un po' di anni dopo, direi parecchi anni dopo, appunto, François Fétis si distinse per scarsa lungimiranza. Però gli siamo grati, non fosse altro per il fatto di aver ispirato i 3 studi di Chopin dell'opera post. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e basta. Quando ascoltate un disco, quantomeno spegnete il telefonino, staccate i contatti col mondo, oppure non ascoltatelo, ecco, perché la musica di sottofondo è altra cosa, è tutta un'altra cosa. L'ho già detto, no, l'ho detto, no, non l'ho detto qua.
E allora lo dico, quando c'era la trasmissione di Fazio su Rai 3, c'era ospite Battiato. Secondo me se l'erano preparata, però i fatti dicono che, l'ho sentita in diretta, a un certo punto Fazio gli fa, ma senta maestro, mi dica, qual è una cosa che realmente le dà fastidio? E lui disse, la musica nei ristoranti. E aveva ragione. Il disco è un veicolo imbattibile di diffusione e di cultura musicale. L'ascolto dal vivo è uno scalino sopra. Poi, insomma, Genova un minimo di offerta ve la dà, quindi, per esempio, questa sera ci sarà il concerto GOG, ecco. Non è esattamente di una leggerezza, ma vale, appunto. Buonasera, non posso che ringraziare nuovamente Giulio Odero e dirvi che giovedì 17 ottobre alle ore 17 Franca Balletti, architetta, parlerà di Genova, la formazione della città contemporanea fra 8 e 900. Grazie a tutti.